Tragedia ieri sera a Porto Empedocle, una signora di 64 anni, Isabella Messina, è deceduta dopo essere stata investita da un'auto in corsa davanti a un ristorante lungo la via Crispi, zona Marinella. Alla guida della Renault Clio c'era un ventenne del posto, illeso, trasferito in ospedale poiché sotto shock. Lanciato l'allarme, sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, ma per la signora non c'è stato nulla da fare. Presenti i poliziotti del commissariato frontiera e gli agenti della stradale di Sciacca. Secondo una prima ricostruzione, la vittima era appena uscita da un'abitazione quando è stata travolta, trascinata per diversi metri dall'auto che veniva. La procura di Agrigento ha aperto un'inchiesta. Le indagini sono state affidate agli agenti della polizia stradale che già immediatamente dopo il tragico sinistro si sono messi al lavoro per ricostruire la dinamica. I poliziotti hanno già sentito diversi testimoni, compresa la persona che si trovava in compagnia del 21enne alla guida della Renault Clio che ha investito la donna. L'autovettura è stata sottoposta sotto sequestro, il 21enne alla guida della Renault è stato identificato dai poliziotti, trasferito in ambulanza all'ospedale di Agrigento perché sotto shock per quanto accaduto. Da diverso tempo i residenti denunciano i pericoli legati a quel tratto stradale di Contrada Marinella nei pressi di un noto ristorante e a pochi metri dal bivio che conduce ai lidi empedoclini. Non è la prima volta purtroppo che si verificano incidenti stradali mortali in quella zona.